Il Medio Friuli e la riforma sanitaria. Per comprendere bene le conseguenze sui cittadini, utenti dei servizi sanitari, della rivoluzione messa in atto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, che per quanto concerne il Medio Friuli è consistito nel passaggio dall'azienda di Udine a quella di Gemona del Friuli, insieme a Tolmezzo, Tarvisio, Forni di Sopra e San Daniele. Ho intervistato il consigliere regionale e presidente della quarta commissione permanente Vittorino Boem, al quale ho chiesto come sta andando la transizione dall'ASS 4 all'ASS 3. Chi dice che un cittadino di Codroipo dopo questo cambiamento deve cambiare gli ospedali di riferimento dice una cosa assolutamente non esatta, nel senso che la scelta dell'ospedale è una scelta del cittadino quando decide dove andare, a partorire piuttosto che a farsi curare. Tant'è che i dati dei codroipesi, per codroipesi intendo del distretto di Codroipo, sono dati che fanno riferimento per un quarto all'ospedale di San Daniele, per poco più di un quarto, anzi un po' più di un quarto all'ospedale di Udine, ma anche all'ospedale di San Vito, di Latisana e di Palmanova. Quindi i cittadini di Codroipo, del distretto del Codroipese, andavano e continuano ad andare in tutti gli ospedali. Va tutto bene? Chiaro che no. Quali sono gli elementi? Poi bisogna essere onesti sempre fino in fondo. Quali sono gli elementi di criticità su cui bisogna lavorare? E una presenza importante del comune di Codroipo sarebbe utile rispetto a questo. Questo passaggio di alcuni pezzi dall'azienda numero 4, cioè quella che faceva riferimento a Udine, all'azienda numero 3, quella che faceva riferimento a Gemona, continua a fare riferimento a Gemona, sono il passaggio delle funzioni amministrative. Prima l'azienda di Gemona aveva 2 distretti, Tolmezzo e Gemona, ora ne ha 4 di riferimento, Tolmezzo, Gemona, San Daniele e Codroipo. Ci sono delle funzioni amministrative che devono passare dalla 4 alla 3. Ci sono delle difficoltà, sì, perché il personale deve essere trasferito, deve avere la mobilità e le cose sono complesse. Ci sono personale e anche prestazioni che non erano dislocate nei distretti. Ciò che era dislocato a Codroipo, ciò che era dislocato a San Daniele, è chiaro che va di là e non ci sono problemi. Ma le funzioni che venivano svolte da Udine per Codroipo e San Daniele, in questo momento pezzi di queste devono passare a Gemona. Qualche difficoltà su questo c'è e allora anche l'azienda sanitaria numero 3 ha bisogno della presenza e della forza degli amministratori comunali del territorio che debbono saper guidare, accompagnare queste giuste richieste. Altri problemi dove ci possono essere? In quelle funzioni che sono organizzate, anche prestazioni sanitarie organizzate direttamente dall'azienda sanitaria e non dai distretti. Ciò che è organizzato dal distretto continua come prima, ciò che è organizzato dall'azienda sanitaria, mentre prima lo organizzava Udine, adesso lo organizza Gemona. Quali sono queste funzioni che sono passate? Il tema dei disabili, per esempio, perché abbiamo la delega sulla disabilità, cioè funzione dei comuni ma assegnata in gestione all'azienda sanitaria. Lì ci sono degli accompagnamenti da fare, ci sono alcuni problemi, però sto vedendo che piano piano si stanno risolvendo. Forse qualche problema in più c'è nella salute mentale, il centro salute mentale hanno bisogno di alcuni servizi che in questo momento sono a Udine e che giustamente devono essere continuati ad essere attinti da Udine finché non ci sono alternative, ma piano piano bisogna costruirli nell'azienda numero 3. Stessa cosa per quanto riguarda la neuropsichiatria infantile o comunque i livelli legati al materno infantile, quindi ai minori e alle famiglie. In particolare il tema della neuropsichiatria infantile che ha un'organizzazione diversa. Su questo sarebbe importante, fondamentale, la presenza delle amministrazioni comunali per accompagnare e stimolare eventualmente se problemi ci sono. Però per i cittadini fondamentalmente non è cambiato niente. Per il Ponte News, Marco Mascioli.